Bentrovati telespettatori di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Questa è la puntata del giovedì di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La solita puntata del giovedì dedicata al campionato di promozione ma anche al campionato di prima categoria. Però ad aprire la puntata odierna lo speciale dedicato alla finale di Coppa Italia Eccellenza tra Paternò e Super Giovane Castelbuono. È il 24 di gennaio del 2024 e lo stadio Dalcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto e Super Giovane Castelbuono Paternò Calcio e la finale di Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. E dunque un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gigi Riva, che è stato un grande campione del nostro calcio. Venuto a mancare qualche giorno fa, sarà il Paternò comunque a dare il calcio di avvio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. E allora, come dicevamo, tutto pronto, squadre già schierate, sarà il Paternò a dare il via alle ostilità. Il direttore di gara, lo abbiamo detto, il signor Abba della sezione di Caltanissetta, che guarda il suo cronometro, partiti proprio in questo istante. Doppio giallo per Belecco e questa è davvero una situazione drammatica in termini sportivi parlando per la Super Giovane Castelbuono, che di fatto rimane in 10 uomini dopo 39 minuti di gioco. Viglianisi prova a giocarla con Asero, che torna sul destro, poi fa partire il cross cercando Micoli, riesce a staccare e c'è il vantaggio del Paternò che la sblocca al minuto 41. Nel corso del primo tempo è cambiato il parziale al Dalcontres Barone. Super Giovane Castelbuono 0, Paternò 1. Micoli è svettato più alto di tutti e ha fatto esplodere i tifosi appostati lì in curva. Dunque sfruttata appieno la superiorità numerica dai ragazzi di Filippo Raciti. Lo rivediamo nel nostro replay, il grande cross da parte di Asero, poi lo stacco di testa da parte di Micoli, forse non perfetto in questo caso Fagone, che era stato decisivo in precedenza proprio su Micoli, questa volta invece si è dovuto arrendere e dunque un gol che chiaramente spiana la strada ai rosso-azzurri. All'intervallo non ci sono state sostituzioni. Il Paternò che è ritornato sul manto verde del Dalcontres Barone con Romano, Napoli, Panarello, Floro Valenca, Sangarein, Zidis, Maimone, Viglianisi, Micoli, Belluso e Asero. A disposizione di Filippo Raciti, il tecnico rosso-azzurro, ci sono in panchina Coriolano, Messina, Fratantonio, Catania, Greco, Lomonaco, Virgillito, Grasso e Giannaula. Per quanto riguarda il Castelbuono, la squadra giallonera che è ritornata in campo con Fagone, Suarez, Grandis, Iantus, Garofalo, Pennisi, Arenoso, Russo, Torres, non c'è più Belecco, abbiamo detto espulso nel primo tempo, non c'è nemmeno Pardo, sostituito subito dopo l'espulsione. Attenzione, intanto rosso diretto, abbiamo visto un rosso, sicuramente dovrebbe essere Garofalo. Sì, Garofalo, perché con la maglia numero 5, andiamo a rivedere qui, era andato via e poi per questo intervento il direttore di gara non ha avuto dubbi, ha estratto il secondo cartellino rosso della partita a Garofalo, che dicevamo lui essere proprio un barcellonese doc, tra virgolette giocava in casa qui, lo stiamo vedendo inquadrato da Domenico Calvo. E adesso davvero si mette malissimo Iantus, una super giovane che davvero vanno davvero gli applausi fino a questo momento, perché sta giocando con la doppia inferiorità numerica, ma sta giocando davvero molto bene. Attenzione, qui la conclusione e palla di un soffio al lato, pazzesca chance per i cinghiali di raggiungere il pareggio. Si è salvata la squadra rosso-azzurra. C'è calcio di rigore, atterrato il numero 20 da Totò Fagone. Il signor Abba non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto del rigore. Beh, un calcio di rigore che fa discutere i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Andrà dal dischetto lo stesso Giannaula, tutto pronto
per la battuta, parte Giannaula col destro, la conclusione, la parata del portiere sulla ribattuta, ancora Giannaula mette dentro il 2-0. Ed ecco arriva il triplice fischio, il Paternò si impone sulla compagine della super giovane Castelbuono, 2-0, un gol per tempo, la apre Micoli, la chiude poi Giannaula. Un'attesa di 24 anni, una grande soddisfazione, una bella vittoria, meritata e sofferta, onore a Castelbuono che anche in 9 veramente ha onorato il campo. Una bella giornata di sport, un'altra bella pagina, avete visto quanto entusiasmo, dico al di là dell'espulsione poi voglio dire c'è stata anche correttezza e rispetto, ha vinto lo sport oggi. Volevamo fare questo regalo ai tifosi, volevamo farci questo regalo noi, credo alla fine ci siamo riusciti. Cosa manca adesso per la ciliegina sulla torta? Adesso manca di festeggiare, di tornare ad allenarci, pedalare, testa bassa di nuovo e pensiamo al campionato e al proseguo della Coppa perché comunque la vogliamo onorare fino alla fine. Vittoria più che meritata. A chi la volete dedicare? Ma guarda, voglio dedicare alla città, ai tifosi e a mio padre che è scomparso a luglio. Sì, grande risultato, veramente siamo molto contenti di questo risultato storico per noi perché è la prima volta che il Paternò vince una Coppa, siamo molto contenti e devo dire grazie ai ragazzi, agli splendidi tifosi che sono venuti e a tutti i nostri collaboratori e dirigenti. Probabilmente la doppia espulsione mentalmente ha penalizzato noi e ha caricato loro, però per noi quello che contava era vincere questa finale. A chi la volete dedicare, Presidente? A tutti i tifosi del Paternò. Purtroppo avete visto tutti, non abbiamo potuto giocare come noi possiamo giocare. Purtroppo quell'espulsione dopo 35-40 minuti ci ha un po' condizionato, poi il secondo tempo siamo partiti 10 contro 11 e poi un'espulsione inesistente ci ha fatto giocare 9 contro 11, nonostante ciò i ragazzi non hanno mollato un attimo, abbiamo avuto l'occasione per pareggiarle e poi non so cosa ha visto, ha fischiato il rigore solo lui. Comunque faccio i complimenti al Paternò che ha meritato di vincere essendo arrivato in finale. Noi ripartiamo da qui, dobbiamo chiudere bene la stagione. Ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché anche oggi 9 contro 11 contro una bella squadra, una buona squadra, hanno dimostrato di avere gli attributi. Siamo contenti, per ora testa domenica già subito al campionato perché abbiamo un'altra guerra da vincere. È stata però una finale, come si vuol dire, sudata perché alla fine non riuscivate a chiudere questa gara e la Super Giovane vi ha fatto soffrire. Ma già lo sapevamo, la squadra della Castelbuono che così correvano tutti fino al 90esimo, abbiamo visto qualche immagine, però l'importante è che abbiamo vinto e portiamo questa Coppa a casa che ce la meritiamo. Sì, ci siamo un po' cullati dopo la doppia espulsione, forse è questo che ci ha penalizzato.
Da questa partita spero che abbiamo imparato un sacco di cose, perché non si deve mai staccare la spina nonostante loro fossero 2 uomini in meno. Però per fortuna poi l'abbiamo chiusa anche con un po' di fortuna, però penso che nell'arco dei 90 minuti l'abbiamo meritato. Dopo le immagini della bellissima festa riguardante la finale di Coppa Italia Eccellenza tra Paternò e Supergiovane Castelbuono, apriamo adesso lo spazio dedicato al campionato di promozione e lo facciamo con il Girone A. Si è giocata la terza giornata di ritorno, subito i risultati. Bagheria Calcio 1919 batte Giardinellese 1-0, Casteltermini Camarat 1-1, Gemini Calcio batte Alba Alcamo 1928 3-1, Empedoclina batte Icarense 2-1, Marsala batte Cuspalermo 2-1, Partinica Audace batte Parmonval 3-0, San Giorgio Piana Città di San Vito Lo Capo 0-0. Finisce in parità lo scontro tra San Giorgio Piana e Città di San Vito Lo Capo. Conferma dunque al primo posto per il San Giorgio Piana. Al primo posto con 35 punti, 31 punti Bagheria Calcio, con 30 Città di San Vito Lo Capo, 28 punti Gemini Calcio, con 27 il Marsala, 26 punti Parmonval e Cuspalermo, con 22 Camarat e Partinica Audace, 20 punti Alba Alcamo, con 19 il Casteltermini, 15 punti per l'Empedoclina. Chiudono la classifica la Giardinellese con 8 punti e l'Iccarense con 0 punti. Nel primo tempo, a parte il vento, insomma, abbiamo avuto qualche occasione per poter sbloccare la partita. Poi il secondo tempo, giocando contro vento, è normale che la traiettoria della palla può anche falsare col vento, no? In effetti l'1-0 è stato causato anche da una traiettoria sbagliata. Poi abbiamo avuto una grande reazione, cioè i ragazzi proprio si sono espressi alla grande, e sono usciti fuori e li abbiamo messi sotto. Il calcio di rigore penso meritatissimo, poi loro 11 uomini. Certamente sull'entusiasmo abbiamo ribaltato il risultato. Non mi metto dietro le dicerie, le chiacchiere, cioè, di qualche stupido insomma, che magari si mette a scrivere delle cose non vere, perché penso che questa è una società che è nata quest'anno in maniera seria, in maniera importante, sta cercando di nuovo di portare entusiasmo e che negli ultimi 4-5 anni non c'era più. E dire delle cose, insomma, anche fare dei nomi su dei dirigenti che vengono qua a fare sacrifici, un vicepresidente che si mette a disposizione accendendo la lavatrice, lavando la roba ai ragazzi, e penso che sia un grande segno di umiltà. Noi abbiamo 6-7 ragazzi di Marsala che stiamo cercando di valorizzare, perché sono ragazzi tutti giovani, 2005, 2006, 2007, che hanno avuto anche loro un piccolo spazio, e sono loro che devono avere il futuro, sono loro il futuro di questa città. E noi dobbiamo fare il modo di farli crescere come stanno crescendo, con grande serietà, con grande applicazione sul lavoro, grande cultura del lavoro, perché poi chi fa la differenza è la cultura del lavoro, e se abbiamo ribaltato la partita significa che c'è una grande anima, un grande cuore, uno spogliatoio che ha un'anima, e questo sicuramente ti fa ben sperare per il futuro. È un gruppo che dedica molto tempo al lavoro, con grande disponibilità, e quando finiscono gli allenamenti ogni giorno è una festa, perché si continua a scherzare sempre in armonia, a stare bene, e quindi questo ti crea l'entusiasmo per lavorare bene, che poi quindi il lavoro, quando riesci a lavorare bene in settimana, poi non puoi che fare altro bene la domenica, quindi è frutto di un gruppo fantastico, di un gruppo di ragazzi che dedica molto tempo al lavoro. Questo è anche merito del mister, che ha saputo bacchettarci quando era giusto e darci il dolce quando me lo meritavamo, quindi
È una squadra che deve sempre crescere, abbiamo grandi margini di miglioramento e possiamo solo che lavorare e attendere il finale di stagione per poi tirare le somme. Quindi tutto sta andando per il meglio perché siamo un gruppo unito, un gruppo coeso, un gruppo compatto, un gruppo che dedica molto tempo al lavoro e quando lavoriamo bene, un gruppo che non tira mai i remi in barca, quando c'è di buttare il cuore oltre l'ostacolo lo facciamo, quindi non possiamo dire altro a questi ragazzi fantastici che lavorare, arrivare a fine anno e poi tireremo le somme. Poi questo Marsala ancora non sappiamo dove potrà arrivare, però noi puntiamo sempre ai massimi risultati, quindi il massimo risultato è quello di aspirare a vincere un campionato tramite playoff, tramite il primo posto. Noi fino a quando la matematica non dà i suoi risultati noi crediamo a tutto. Poi si può vincere, si può perdere, l'abbiamo visto domenica scorsa, abbiamo fatto un errore, abbiamo pagato a caro prezzo. La squadra ha reagito, oggi siamo passati in svantaggio, la squadra ha reagito nuovamente. Domenica scorsa siamo stati meno fortunati perché c'erano 2 rigori netti e non ce l'hanno concessi. Oggi l'arbitro è stato bravo a leggere la partita, ci ha concesso un rigore e da lì poi è stato tutto in discesa perché fisicamente noi stiamo molto bene, quindi poi veniamo fuori e le squadre, soprattutto in casa, fanno molta fatica al secondo tempo. Le partite si vincono in tutti i modi, ci sono partite in cui le vinci in un modo, partite in un altro modo, l'importante comunque è vincere, perché quando vinci hai sempre in settimana come allenare e migliorare quello che non è andato bene. Chiaro ci sono sempre gli avversari, non si può sempre vincere con un risultato rotondo come abbiamo fatto le ultime volte. Ce l'aspettavamo che era una partita tirata, la Giardinellese è una squadra che si deve salvare, quindi quando giochi con delle squadre che si devono salvare, chiuse, bottonate, poi loro sono partiti meglio, hanno preso coraggio, è diventata difficile. Noi era una partita molto nervosa, una partita molto spezzettata, molti falli fischiati e quindi la partita stava filando liscia per come l'aveva preparato la Giardinellese, siamo stati bravi a crederci. Poi siamo rimasti in 10 per più di mezz'ora e i ragazzi hanno dato tutto, forse proprio quell'espulsione ha cambiato l'inerzia della gara perché era una gara un po' scialba e non stavamo facendo quello che volevamo, anche per merito della Giardinellese. E quindi poi paradossalmente quando siamo rimasti in 10 a mio avviso i ragazzi hanno triplicato le forze, non si è visto l'uomo in meno e quello che abbiamo creato l'abbiamo creato quando eravamo in 10 e poi dico, abbiamo vinto la partita nei minuti finali. Ancora è presto capire dove possiamo arrivare perché ripeto, se non avessimo vinto queste 2 partite consecutive non saremmo lì e saremmo 3-4 posizioni sotto. La classifica è corta, con squadre attrezzate e come vediamo la Giardinellese che è penultima in classifica oggi veramente ci ha reso la vita molto ma molto difficile, partita complicatissima, penso la più difficile da quando io sono su questa panchina, per cui dico non bisogna mai abbassare l'attenzione, mai la concentrazione e quello che verrà lo si vedrà partita dopo partita. È inutile parlare di obiettivi o dare segnale ai campionati, noi il segnale lo stiamo dando a noi stessi, siamo un gruppo che vogliamo fare bene e ad oggi in questo periodo ci stiamo riuscendo, speriamo continuiamo così. Non è facile, a cominciare da domenica andiamo a giocare contro una delle favorite alla vittoria finale che è la Parmoval e quindi ci alleniamo bene in settimana, le vittorie ti aiutano anche ad allenarti bene e questo è un segnale a noi stessi che ci dobbiamo allenare bene, che le partite sono tutte complicate, non ci sono partite facili e quindi il segnale che lanciamo è questo a noi stessi, che le partite sono tutte da giocare, tutte difficili, basta vincerne 2 di fila e sei in una posizione ottimale in classifica, migliore, e basta perderne o non vincerne 2 di fila e ti ritrovi giù.
Si volta pagina, parliamo adesso del girone B. 3 le squadre al vertice in questo girone B del campionato di promozione, parliamo del Rosmarino, Gioiosa e Città di Mistretta. Guardiamo i risultati della terza giornata di ritorno. Città di Mistretta batte Atletico Messina 4-1, Sant'Angiolese batte Città di Galati 2-1, Lascari Cefalù batte Aluntina 5-0, Aquila batte Nuova Azzurra Fenice 1-0, San Fratello batte Nuova Rinascita 1-0, Rosmarino batte Promende Calcio 3-1 ed infine Gioiosa batte Valle del Mela Calcio 1-0. Troviamo il Rosmarino in testa in questo momento nel girone B del campionato di promozione. Al primo posto con 36 punti, con 35 Gioiosa, 33 Città di Mistretta, con 29 Aquila, 24 punti Città di Galati, 22 punti Lascari Cefalù, Nuova Rinascita, con 20 punti Valle del Mela Calcio, 18 punti Aluntina, Sant'Angiolese e San Fratello, 16 punti Promende Calcio, 14 Atletico Messina, chiude la classifica con 8 punti Nuova Azzurra Fenice. Ritorno al passato per il Lascari Cefalù che si affida nuovamente alle sapienti mani di Claudio Grimaudo dopo le dimissioni di mister Nardi e affronta tra le mura amiche del campo sportivo di Lascari l'Aluntina, una partita assolutamente da non fallire per la squadra in questo caso in maglia giallo-blu che parte all'attacco con questo calcio di punizione. La palla respinta dalla barriera finisce sui piedi di Di Salvo che dopo 6 minuti spreca a pochi centimetri dalla linea di porta, poi la palla recuperata ancora dal Lascari con Arena che si incunia al limite dell'area, cerca la porta col destro, la palla sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore ospite, poi continua ad attaccare la squadra di Grimaudo con questo cross che arriva da sinistra, Mocciaro di testa non inquadra lo specchio della porta, si affaccia per la prima volta in avanti la Luntina con questa palla messa fuori, poi Micciulla con l'entrata durissima e l'arbitro che estrae il cartellino giallo è il secondo della partita per il giovane classe 2004 che dunque guadagna con qualche secondo di anticipo gli spogliatoi, anzi in realtà al 34esimo del primo tempo arriva adesso il cartellino rosso per Micciulla in 10. La Luntina che da qui in poi sparisce letteralmente dal campo. Qui c'è questo cross per il colpo di testa e la palla che si stampa sull'attraverso il tentativo di Portera, ma attenzione a quello che accade al minuto 42 con Monaco che si inserisce in area di rigore, cerca lo spazio, dribbla un po' di avversari, il suo primo tiro viene rimpallato, ma ancora Monaco con caparbietà e soprattutto con precisione, minuto 42, passa in vantaggio il Lascari Cefalù, battuto Caruso e dunque si sblocca la partita del comunale di Lascari con la rete da parte di Luca Monaco ed è questa anche l'ultima emozione del primo tempo che si chiude sul parziale di 1-0, tutto da rifare per la squadra di Mister Dottore che però nel secondo tempo subisce ancora gli attacchi del Lascari, qui con Monaco che va a calciare, c'è la parata da parte di Caruso e poi palla che finisce in calcio d'angolo, poi ancora attacchi da parte del Lascari con il lancio ancora per Monaco, il quale si inventa assist man per Danny Mocciaro che torna dunque al gol 2-0, minuto 51, si sblocca il bomber nuovamente tra le mani di mister Grimaudo sul velluto il Lascari che qui recupera un buon pallone con Giallò, minuto 65, poi la giocata ancora di Mocciaro che cerca di incunarsi, poi la palla rimane in area, ancora Giallò che ci prova ed è bravissimo Caruso a distendersi alla sua sinistra, poi attacca ancora il Lascari Cefalù, è un monologo della squadra di casa, qui ancora con Monaco, ancora l'azione uguale a quella del 2-0, provoca il 3-0, segna ancora Danny Mocciaro che poi va ad esultare con i compagni, doppietta per lui ma non è ancora finita per il bomber dell'Ascari. Intanto qui il calcio di punizione di Fazio respinto dal portiere Caruso al minuto 80, poi all'87esimo scopertissima la Luntina, il lancio per Monaco che viene steso all'interno dell'area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi, concede il calcio di rigore. Dal dischetto dopo una lunga di rincorsa si presenta ancora Danny Mocciaro per la tripletta, per il pallone portato a casa e per il 4-0 per un Lascari Cefalù che dunque allunga ancora nel parziale, ma come abbiamo già detto prima non è ancora finita, in pieno recupero ancora
La palla lunga per Monaco, questa volta riesce ad andare via all'avversario, va a calciare la prima volta, respinge Caruso ma poi sul tap-in e ancora Luka Monaco, 5-0, doppietta personale per Monaco che apre e chiude lo score di una partita mai in discussione per il Lascari Cefalù, che dopo il triplice fischio finale celebra il ritorno alla vittoria. La capolista Rosmarino passa anche allo Scirea di Santa Lucia del Mela, batte 3-1 la Promende e si conferma in testa al girone B di promozione con un punto di vantaggio sul Gioiosa. Ospiti che dopo la traversa colpita da Calabrese la sbloccano proprio con il bomber gioiosano che alla mezz'ora di gioco riprende la respinta di Alleruzzo sul cross di Zingales e col sinistro spiana i suoi la strada verso la vittoria. Per Calabrese invece si tratta dell'8ª rete in campionato. Nella ripresa la capolista firma il raddoppio dopo 3 giri di lancette quando Arcuri ruba palla alla difesa giallorossa e col destro piazza il pallone alle spalle di Alleruzzo, firmando così il 2-0 per i suoi e che gli vale come terza rete consecutiva in maglia Amaranto. La Promende comunque non ci sta e al 59esimo la sfida viene riaperta da Arena che col destro fulmina Paterniti sul palo più lontano, mettendo a segno il suo 4º sigillo in campionato. Ma è una gioia che dura poco per i lucesi, infatti al 74esimo il Rosmarino mette le cose a posto quando Zingales con una conclusione di esterno destro dal limite fa secco Alleruzzo fissando il punteggio sul definitivo 3-1 per la capolista, mentre per il capitano ospite si tratta della prima rete stagionale. Con questo successo il Rosmarino sale in classifica a quota 36 punti, mentre la Promende rimane a 18 e scivola in zona play-out al terzultimo posto. Il Valle del Mela non riesce a fermare la corsa della Polisportiva Gioiosa che con un gol sui titoli di coda di Portello si conferma al secondo posto in classifica nel girone B di promozione ad un solo punto dal Rosmarino capolista. Grazie alle immagini curate da Salvatore Barbera vediamo la sintesi del match che si apre con gli ospiti subito pericolosi. Ci prova Balde per 2 volte, prima con una conclusione ravvicinata che viene disinnescata dall'intervento decisivo di Maceri e poi di testa manda sul fondo il cross dalla destra di Capitan Cultrona. Il Valle del Mela non sta comunque a guardare, subito dopo sul cross dal fondo di Arena è decisivo Balde ad anticipare l'attaccante di casa pronto a colpire, mentre il corner di Arena a seguire coglie la parte superiore della traversa. Nella ripresa gara che continua a viaggiare sui binari dell'equilibrio, i locali ci provano con Scattareggio, il cui destro a colpo sicuro è murato dalla difesa granata, mentre il Gioiosa si fa vivo con la zuccata di Giovanni Biondo che manda al lato l'angolo di Cid Melendez. Le due squadre ci provano fino alla fine a portare a casa la vittoria e proprio al 90esimo sono gli ospiti a centrare i 3 punti quando Portello raccoglie la punizione del solito Cid Melendez e di testa mette alle spalle di Maceri, facendo così Valle del Mela 0, Polisportiva Gioiosa 1 e gioia incontenibile per il classe 2001 Granata che firma così il vantaggio per i suoi e il suo terzo sigillo in campionato, il secondo nelle ultime 3 gare giocate. Nel finale i locali tentano comunque il tutto per tutto, ma i loro sforzi non producono il pareggio sperato. L'1-0 finale consegna al Gioiosa l'11ª vittoria in campionato, quinta fuori casa, Granata che salgono in classifica a quota 35 punti, mentre il Valle del Mela che incassa la seconda sconfitta casalinga del campionato rimane ferma a 20 punti. E passiamo adesso all'intrigante girone C del campionato di promozione. Risultati a sorpresa in questa terza giornata di ritorno, eccola qui la schermata con le partite che si sono disputate domenica. Valdinisi Calcio batte Città di Acicatena 2-1, Villarosa batte Città di Calatabiano 3-1, Nicosia batte Santa Domenica Vittoria 5-2, Sant'Alessio batte Real Suttano 3-0, Aci Sant'Antonio batte Real Aci 2-1,
Belpasso FC 2014 batte RSC Riposto 1-0. Rinviata la partita, Caggi, Aci e Galatea. Perde lo scontro con la seconda in classifica la capolista Real Aci. Guardiamo la classifica. Real Aci 38 punti, 37 Città di Aci Sant'Antonio, 34 Nicosia, 30 punti Belpasso FC 2014, 29 punti RSC Riposto, con 23 Sant'Alessio e Villarosa, 22 punti Valdinisi, Aci e Galatea, con 15 Santa Domenica Vittoria, 13 punti Real Suttano, con 7 punti Caggi e Città di Calatabiano, 5 punti per il Città di Aci Catena. Ricordiamo che Aci Galatea e Caggi hanno disputato una partita in meno. All'andata fu uno scialbo 0-0, si ritrovano dunque in campo Russo Sebastiano Calcio e Belpasso, scontro diretto in zona playoff. Momenti opposti per le due squadre ripostesi, reduci dalla sconfitta esterna in Coppa Italia contro il Vittoria. Belpasso in netta ripresa e reduce da due successi consecutivi con Real Suttano e Caggi. Il primo squillo è di quelli importanti. Manuli al cross in mezzo, palazzolo di testa, non inquadra lo specchio. Belpasso che entra in gara poco dopo con questa legnata da fuori di Federico Luca, di poco alta sopra la traversa. Attiva il motore allora Platania sulla sinistra, Cresotti per terra, cross favoloso per Borzì che di testa incredibilmente non riesce a chiudere. Più avanti ancora Platania protagonista, stavolta su piazzato sinistro teso che scheggia il legno. Passare in vantaggio è però il Belpasso, angolo di Lupo per la testa di Tirri che stacca senza particolare opposizione e fa 0-1. Rete del capitano belpassese, ospiti avanti di 1 al 27esimo. Passano poi soltanto 3 giri d'orologio, tocco di mano in aria, direttore di gara appostato a 2 passi ed è calcio di rigore per l'RSC. Netto il tocco di mani dal dischetto, ma poi Giacomo Fisichella che va forte ad incrociare ma alza troppo la traiettoria e si resta 0-1 col vantaggio Belpasso. Ripresa che si apre con questa punizione di Fisichella che scortica nuovamente il legno alto. Ospiti che allora si fanno rivedere in contropiede, bravo Luca a gestirla, limite d'area, poi destro a giro clamoroso che spacca la traversa. Attaccano a testa bassa i ripostesi, Fisichella gestisce bene, poi allarga per Napoli che la mette al centro forte per Bahai. Ad un passo ancora dall'1-1 l'RSC. Minuto 94, siamo agli sgoccioli, testa di Tornitore sull'angolo di Napoli, Colonna se la ritrova tra le mani e di fatto inchioda qui lo 0-1. Sarà infatti questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al Luigi Averna di Riposto, cade la RSC che tornerà in campo settimana prossima contro l'Aci Galatea. Il Carone di Ragal nel teatro del meglio del campionato promozione Girone C può proporre ad oggi. Prima contro seconda, Real Aci contro Città di Aci Sant'Antonio, solo 4 i punti che separano le due squadre. È un Real propositivo quello delle prime battute. Lemura batte rapidamente verso Tomarchio, scarico su De Carlo. Il cross al centro per Carbonaro di testa, sopra la traversa. Moschella, serve sulla destra Marraffino. Marraffino va da Gallo, brutto pallone che mette in difficoltà Gallo, glielo sradica Tomarchio che verticalizza subito verso Carbonaro. Carbonaro può attaccare l'area di rigore, Carbonaro prova il destro, strozza la conclusione. Minuto 23, rimessa di D'Angelo che scambia con Marraffino. D'Angelo appoggia su Barbagallo, cross immediato, pericoloso dove c'è Leotta che è dentro l'area piccola.
batte Buallegue e porta in vantaggio l'Aci Sant'Antonio. Reazione immediata dei realini, buona punizione conquistata da De Emanuele. Va De Emanuele che colpisce la parte alta della traversa. Attaccano sempre da sinistra gli ospiti, D'Angelo serve Barbagallo. Barbagallo, il traversone per Aleo di petto. Aleo, esce Buallegue, calcio di rigore per l'Aci Sant'Antonio, contrasto fra Cannone e Aleo. Lo andiamo a rivedere. Aleo col petto, poi una leggera trattenuta di Cannone, calcio di rigore per l'Aci Sant'Antonio. Sul dischetto si presenta Marraffino. Parte Marraffino, respinge Buallegue che poi riesce anche a bloccare. Andando però a bloccare, Buallegue si infortuna ed è costretto ad uscire. Al suo posto entra Bucalo. Ancora Sant'Antonese all'attacco. Aleo per Marrone, conclusione deviata da Lopez. Poi Moschella riesce a tenere il pallone in campo, va all'1 contro 1. Il cross, deviazione di Cannone, il pallone finisce a Barbagallo. Il tiro cross dove c'è Leotta che ancora una volta sotto porta realizza e porta l'Aci Sant'Antonio sul 2-0. Prova a scuotersi il Real. De Emanuele per Cerra in verticale. Sponda di Carbonaro verso De Leonardis che riesce a colpire il pallone. Ci mette una pezza Moschella. Cannone attaccato da Marraffino, all'indietro da Cerra. Lancio lungo verso De Carlo a contrasto con Sorbello. Sorbello fermato poi da Strano in mezzo a 4, fa passare per De Carlo. De Carlo la mette in mezzo, deviazione di Moschella. Poi contatto De Emanuele Marrone, si prosegue. Minuti di recupero, punizione invitante per De Emanuele. Va De Emanuele sul palo del portiere, sorprende Moschella e accorcia le distanze. Luca De Emanuele in gol all'andata, in gol anche al ritorno. Subito un cambio per Mister Manca ad inizio ripresa, dentro Mongelli, fuori Tomarchio. Le occasioni latitano al 65esimo e al 70esimo, altre 2 sostituzioni. Dentro Marino per De Leonardis e Sciuto per Strano. Si fanno vedere in attacco gli ospiti, corner di Gallo per la testa di Grassi Bertazzi che non inquadra la porta. 79esimo, rilancio lungo di Bucalo. Verso la torre di Mongelli per De Carlo, fallo di mano di Sorbello, calcio di punizione per i Realaci. E Sorbello rischia di essere espulso, chiara occasione da gol, Sorbello va sotto la doccia. Terzo dei 6 minuti di recupero concessi. Ultime chance per i Realaci. Punizione di Cannone dentro l'area di rigore. Testa di Carbonaro che non c'entra però il bersaglio. Arriva la prima sconfitta casalinga stagionale per i Realaci. Il primo tempo ha fatto la differenza, con i Granate che non sono riusciti a compiere un'altra rimonta come accaduto in altre circostanze. Occorre ripartire con mente fredda e cuore caldo perché nulla è compromesso. Gli avversari si sono avvicinati, Aci Sant'Antonio a -1 e Nicosia a -4, ma la vetta è sempre accesa. Chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Anche qui si è giocata la terza giornata di ritorno, subito i risultati. Città di Avola 2020 batte SC Palazzolo 1-0, Priolo Gargallo batte Città di Canicattini 4-0, Frigintini batte Mascalucia San Pio X 2-1, Megara 1908 batte Villaggio Sant'Agata 2-0. Pro Ragusa batte Scicli 3-1, Vittoria batte Virtus Ispica 2020 6-0 ed infine Vizzini Calcio batte Mister Bianco Calcio 2-0. Continua il testa a testa tra Vittoria e Città di Avola 2020 con il terzo incomodo Priolo Gargallo. Guardiamo la classifica. Vittoria 40 punti con 38 Città di Avola 2020, 36 punti per il Priolo Gargallo, con 32 il Vizzini, con 31 punti Megara 1908, 28 punti per il Frigintini, con 25 SC Palazzolo, 24 punti Pro Ragusa, con 18 Mister Bianco Calcio, Scicli 15 punti, con 12 Villaggio Sant'Agata, 8 punti Città di Canicattini e Mascalucia San Pio X. Chiude la classifica la Virtus Ispica 2020 con 0 punti. Sì, felice per il successo perché abbiamo avuto una buona reazione, consapevoli che non eravamo quelli che possiamo essere, insomma, e che siamo. E quindi soddisfatto soltanto per il risultato, per la reazione che abbiamo avuto dopo il loro gol, però primo tempo da dimenticare, primo tempo irriconoscibile, non siamo riusciti a fare 3-4 passaggi di seguito, sbagliavamo
cose elementari, fraseggi elementari, ripartenze sbagliate, quindi non c'eravamo con la testa. Poi dentro gli spogliatoi abbiamo fatto un attimino quadro della situazione, siamo entrati al secondo tempo con un'altra piglia, abbiamo preso purtroppo quel gol un po' così, fortuito, però mi è piaciuta la reazione, quella che dovevamo avere insomma dal primo tempo. Partite alla portata non ce ne sono e oggi l'abbiamo dimostrato, insomma si è visto che loro sono in zona play-out, ma una squadra rognosa, ostica, che correva su ogni pallone con la voglia di fare qualche risultato. È chiaro che sono venuti qua senza nulla da perdere, insomma, però il calcio mi ha insegnato che quando vengono le squadre tante volte senza nulla da perdere ci riesce tutto, e questa è stata, diciamo, una giornata tipica. Finalmente sono ritornato, la cosa importante è intanto la vittoria, poi il ritorno a gol fa sempre piacere. Non ho passato un bel momento causa infortunio, però fortunatamente abbiamo un grande gruppo, abbiamo una grande squadra, mi sono state vicini, quello che contava erano i 3 punti e andiamo avanti così. Diciamo che sono saltati un po' gli equilibri, piano piano, domenica dopo domenica noi cerchiamo di affermarci sempre di più. Non è facile trovare sempre la vittoria. Vediamo già oggi abbiamo trovato una squadra molto ostica, non ci saranno più partite facili perché, come sappiamo, il giorno di ritorno è un altro campionato. Faremo di tutto per centrare il nostro obiettivo. Abbiamo messo palle dentro, palle filtranti, cross, palle alte, palle corte, ci abbiamo provato in tutti i modi e non eravamo riusciti a passare il vantaggio. Con tutta onestà, se c'è una squadra che meritava di vincere, nonostante la loro buona partita, eravamo noi, però quando poi rimane in 10 va tutto un po' in salita e lì è subentrato il cuore di cui parlavi, il cercare di far felice questo fantastico pubblico che anche oggi era numerosissimo, ci ha supportato, ci ha spinto, ci ha dato una mano, sono stati fantastici e noi, spinti da questo pubblico, abbiamo messo il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo continuato ad attaccare il 10 ed è arrivata quell'azione che ci ha portati al rigore al 90esimo che poi il capitano ha trasformato. Vorrei evidenziare il fatto che oggi non è stata per niente una partita facile. Ricordiamo che Pazzola ha bloccato il Vittoria settimana scorsa, è stata una partita difficilissima e se l'abbiamo vinta è perché abbiamo messo veramente tanto sia a livello tecnico, sia a livello tattico, sia a livello di concentrazione e poi quegli ultimi 10 minuti di forza di volontà che sono stati entusiasmanti. È il momento adesso di parlare di prima categoria. Subito il rullo con risultati, classifiche e tante immagini.
Con una prova di grande carattere il Melas sbanca il Comunale Italia 90 di Terme Vigliatore, infligge ai giallorossi la seconda sconfitta di fila in attesa delle altre gare di domani, si porta fuori dalla zona play-out. Al 15° invece la sfida la sblocca il Terme Vigliatore con Garofalo che di testa gira in rete la punizione di Calamoneri, firmando così il suo secondo centro in campionato. È una gioia che però dura poco per i giallorossi, infatti al minuto 32 il Melas si guadagna un calcio di rigore con Lisa che finisce giù in aria dopo un contatto controvato e dal dischetto Capitan Lipari spiazza Munafori stabilendo la parità e siglando così il suo terzo sigillo stagionale. Il Terme non ci sta e nel finale di frazione potrebbe riportarsi in vantaggio, ma prima il colpo di testa di Torre è bloccato da Trimarchi e poi il destro di Calamoneri non centra la porta per questioni di centimetri. Nella ripresa però il Melas torna a spingere dopo le conclusioni di Motta al primo minuto che si perde alta non di molto e Di Cambria 5 minuti più tardi salvata sulla linea da Garofalo. I lucesi passano al minuto 52 quando Motta scavalca Munafò con un preciso pallonetto portando nuovamente in vantaggio i suoi e realizzando così il suo quarto centro in campionato. Spinge la formazione neroverde che subito dopo avrebbe l'occasione per calare il tris, ma il tentativo di Cambria dalla distanza si perde di poco sul fondo. Poi il Terme cerca con forza la via del pareggio, ma il colpo di testa di Garofalo al 56° è salvato sulla linea da Stramandino. 2 minuti dopo la punizione di Calamoneri non c'entra il bersaglio grosso e al minuto 61 la conclusione volante di Costa trova la decisiva parata di Trimarchi. Quindi nel finale Melas in avanti per chiudere i conti e così dopo il destro di Lisa respinto da Munafò e il tentativo fallito da Motta subito dopo i lucesi chiudono la pratica Terme al minuto 83 quando Mandanici con una spettacolare esecuzione da centrocampo scavalca Munafò lontano dai pali facendo così Terme Vigliatore 1, Melas 3 e per Mandanici si tratta della prima rete in campionato. Con questo successo il Melas sale in classifica, quota 15 punti e si porta al quartultimo posto, mentre il Terme rimane in quinta posizione con 29 punti. Nella sfida più attesa della quarta giornata di ritorno nel girone C del campionato di prima categoria, la capolista Monforte non concede sconti nemmeno alla sua più immediata inseguitrice l'Orsa Promosport che spedisce adesso a -10 dalla vetta. Dopo un calcio di rigore invocato dai locali per un presunto mani di Benenati, sono i barcellonesi a provarci, ma il colpo di testa di Sottile non crea problemi al portiere, mentre il diagonale di Mendolia subito dopo è ben respinto dall'ex Celona. Poi però il Monforte inizia a spingere, provandoci prima con Dama che di testa chiama l'estremo barcellonese alla parata, poi lo stesso Dama calcia al volo l'angolo di Bartuccio centrando in pieno il suo compagno di squadra Milano e infine con un tiro cross di Gentilesca dalla sinistra che si stampa sulla traversa. Gli sforzi dei neroverdi potrebbero essere premiati ad inizio ripresa quando l'arbitro concede loro calcio di rigore per fallo di Paratore su Murò, ma dal dischetto il destro di Dama coglie il secondo legno di giornata per i suoi. Locali che insistono e subito dopo reclamano un altro penalty sulla Spada, il direttore di gara però lascia giocare. L'Orsa tenta comunque di reagire ed è materia a provarci dalla distanza. Celone è attento e mette in angolo, ma è il Monforte a cercare con maggiore convinzione la vittoria e così dopo il diagonale di Murò sul quale Dama non arriva per centimetri alla deviazione, i neroverdi passano con Maurizio Dall'Oglio appostato al secondo palo che deve solo spingere in rete il tiro di La Spada facendo così Monforte 1, Orsa Promosport 0 e per l'ex capitano della Nuova Egea Virtus si tratta della seconda rete in campionato. Nel finale però i barcellonesi tentano l'assalto disperato, ci prova col sinistro il neoentrato Mauro Milone ma Celona si supera e manda in angolo e infine Mendolia su calcio piazzato centra una clamorosa traversa a portiere battuto. Sulla ripartenza i locali avrebbero la chance per mettere il punto esclamativo alla gara ma Sciliberto, servito da Venuti, spara direttamente sul fondo. Il Monforte si conferma in testa al campionato con 44 punti e mantiene le 7 lunghezze di vantaggio sul Villafranca secondo, mentre l'Orsa rimane ferma a 34 e scivola in quarta posizione.
Dopo una lunga attesa durata quasi 50 giorni, la Crongiaria torna a calcare il rinnovato manterboso casalingo del regionale. I giaresi ospitano il Furci, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere, ma imbattute nelle ultime 4 giornate, fra cui il più recente 4-1 inflitto a Giardini Naxos. Inizio di partita dirompente dei padroni di casa. Maccarrone per Varrica. Va da Magri atterrato, si prosegue per il vantaggio. Sottile, punta un avversario, lo salta, slalomeggia in mezzo a due e viene steso. Calcio di punizione per il Giarre. Sul punto di battuta c'è Giuffrida va direttamente in porta, sorprende Interdonato e porta immediatamente il vantaggio il Giarre. Il quinto gol in campionato di Simone Giuffrida, non il primo sul calcio piazzato, ormai uno specialista di questo fondamentale. Un quarto d'ora di gioco, Rana Guerra va al lancio lungo verso Sottile, svirgola Sanfilippo che favorisce Sottile che si invola verso l'area di rigore. Sottile all'1 contro 1, Sottile la piazza col destro. 10° gol in campionato di Massimo Sottile, il primo del 2024. Il Giarre ha già raddoppiato. Ancora Giarresina avanti, Sottile converge verso il centro, cerca il traversone, allontana la difesa, poi una mischia all'interno dell'area. Marino stoppa di petto, prova il destro, Interdonato si tuffa e riesce a salvare, poi Varrica in fuorigioco. Maccarrone dietro per Giuffrida cerca Palermo, fermato Palermo, riparte il contropiede del Furci con Micale, uno sguardo a sinistra dove c'è Konate entra in aria con la punta, respinge Nicotra, poi Mangano, allontana, ma ancora Furci pericoloso che arriva sul pallone con Omettere, ancora un dribbling su Palermo, scambio con Alberto, il tiro cross di Omettere, grande parata di Nicotra. Sempre Furci minaccioso, stavolta una punizione dal limite di Konate che va sul palo del portiere. Nicotra si fa trovare pronto. Dalla bandierina va a Omettere al centro dove c'è Malò che colpisce indisturbato dentro l'area piccola e accorcia le distanze allo scadere del primo tempo per il Furci. La ripresa comincia come era iniziare il primo tempo. Una punizione di Giuffrida dalla distanza. Interdonato non si fa sorprendere. Un altro piazzato, stavolta lo batte Sottile che va in mezzo, libera Filistad. Poi Marino anticipa Konate. Marino fronteggia il raddoppio, spezza la doppia marcatura, poi viene atterrato da Sanfilippo. Ma è simulazione per il direttore di gara, che ammonisce anche Marino. Furci che si sbilancia, riparte il Giarre in contropiede. Palermo va da Marino all'1 contro 1. Serve Maccarrone, 1-2, Marino entra in aria, Marino il destro, un soffio al lato. Sottile sulla sinistra, va all'1 contro 1, salta un avversario, Sottile all'indietro, di nuovo per Marino, stavolta col sinistro ma ancora fuori. Marino brucia e velocità Sanfilippo, Marino il destro, fa la barba al palo. Un Giarre convincente quello visto contro il Furci, una vittoria strameritata con l'unico rammarico di non essere riusciti a chiudere il match realizzando la terza rete. La squadra di Severo Rapisarda rimane saldamente in testa alla classifica in una settimana in cui né Santa Venerina né Casalvecchio hanno mollato alla presa. Sfida proibitiva per il Sant'Anna che ospita il Grega di Pergusa e il Serra di Falco, seconda della classe a caccia del primo posto, oggi appannaggio del Niscemi.
Ennesi che sanno come stupire avendo battuto a domicilio proprio il Niscemi prima della classe. L'attualità però evidenzia come il Serra di Falco sia in grande forma a 4 le vittorie consecutive, mentre il Sant'Anna ha raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite, risucchiata nel vortice dei play-out. Partiamo col film del primo tempo. Al nono subito Serra di Falco, mancino dalla distanza cercato da Di Marco, termina direttamente alle stelle. Al 18esimo c'è qualche problema in casa Sant'Anna, subito un cambio, entra infatti Samuele Padre Nicola per l'infortunato Franzetto. Al 19esimo rimessa laterale lunga allontanata sui piedi di Battimili, che al volo trova questo bel sinistro velenosissimo, finisce all'angolino basso, il numero 7 sblocca il risultato, Serra di Falco in vantaggio. Minuto 26 ancora gli ospiti, punizione di Graci viene respinta da Giuliano Padre Nicola. Alla mezz'ora il Sant'Anna, tentativo da calcio da fermo di Ricco Bene, mandato in calcio d'angolo da un Anzalone super. Rivediamo l'intervento dell'estremo difensore, un colpo di Reni provvidenziale. Al 37esimo palla messa dentro da Maesano, viene sporcata dalla difesa, recuperata da Furbo. Mancino mandato in calcio d'angolo da un attento Anzalone. Minuto 42 Serra di Falco che invece offende con Cantavanera che calcia trovando la parata in 2 tempi da parte di Padre Nicola. Minuto 46 occasione Sant'Anna, Simone Ricco Bene si presenta al destro, respinto da Anzalone, finisce il primo tempo. Allora al Pergusa conduce il Serra di Falco grazie al gol di Battimili. Inizia il film della ripresa, minuto 48 calcio di punizione di Di Marco, ancora gli ospiti. Sul secondo palo c'è una sponda per Graci che troverebbe il gol del 2-0, ma è tutto fermo per segnalazione di fuorigioco. Minuto 55 entra Imbrosiano in casa Sant'Anna, minuto 56 sempre vivo per lo Bue che stoppa così, calcia alla grande, fa 0-2 Serra di Falco che mette in discesa la propria partita. Minuto 75 il Sant'Anna però non si arrende, palla dentro per Polito che la controlla, poi scarica per il compagno Imbrosiano che la manda oltre la traversa. Al 92esimo con orgoglio calcio d'angolo e gol da parte di Polito che con il colpo di testa accorcia le distanze, ma non c'è più tempo per il Sant'Anna che cede al Serra di Falco, vince 2-1. Con lo spazio dedicato ai 6 gironi del campionato di prima categoria chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata del giovedì visibile sul canale 19 di TVM Palermo, appunto il giovedì a partire dalle ore 22, ma siamo anche visibili sul canale HBB TV di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Grazie per essere stati con noi e appuntamento a tra 7 giorni.